Buongiorno cari amici e benvenuto nella diretta del vostro Marietto Veneziano ed è una delle prime dirette e quindi chiaramente dobbiamo prenderci un po' le misure. Quindi vediamo per chi arriverà, per gli amici che arriveranno, ci seguiranno, i primi, vediamo un po' come andrà questa serata e se avete delle domande da inserire per il vostro Marietto Veneziano, benvengono. Io farò delle risposte molto veloci sia con praticamente il pendolino che con le sibille a dipendenza, vedete, sibille e pendoline. Però prima di iniziare vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegard e Marietto Veneziano, di venirci a trovare chiaramente nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram lunedì. Quindi avanti con le domande. Io però purtroppo in questo momento non riesco a vedere le persone che sono collegate online per via che purtroppo la mia cam che dal cellulare non mi permette di vedere in modo corretto le persone. Comunque ho la Hildegarda che mi scriverà le domande su un altro social e io praticamente le riuscirò a vedere. Quindi eventualmente mi darà una mano Hildegarda con praticamente un altro social. Bene, cari amici, ecco. Bene, saluto Hildegarda. Saluto Hildegarda che si è messo in collegamento. Saluto Roberta Rossi, buonasera. Io vorrei sapere se c'è un lavoro in arrivo per me, grazie mille. Roberta, grazie per la domanda. Vediamo un po' se puoi anche scrivere la data di nascita, se no faccio la prima domanda. Per Roberta Rossi, se c'è questa opportunità di lavoro. Aspettate che mi concentro. Vediamo bene, vediamo cosa dice Pendolino, se per Roberta Rossi in questo momento c'è in arrivo un posto di lavoro. In questo momento vedo che purtroppo il pendolino va verso il no. Attualmente Roberta dovrai aspettare un attimino per vedere, vedete? No, però per approfondire vediamo un po' se, ad esempio, con una stesa molto veloce, vediamo un po' se praticamente facciamo subito una stesa di 5 carte, vedete? O anche di 3 carte, così che è più facile. Io direi che 3 carte è meglio perché si vedono meglio. Vediamo che tu sei una persona corretta, ma vedo che c'è un momento di stallo e di esaltazione. Quindi io direi, cara Roberta, di aspettare ancora un pochino, magari rifare la domanda un po' più avanti, però per il momento penso che la cosa sia un po' bloccata. Passiamo alla seconda domanda. Sono Marcella di 11 novembre 1961, volevo sapere se mio marito Giuseppe 23 maggio 1959 pro sentimenti o no. Stefania 18 4 85, Giuseppe 25 5 82. Scusate, questa è un'altra, scusate, rifaccio la domanda, sono Marcella, scusate un attimino perché ho un po' di problemi di cam, riprendo un attimino, aspettate, che sapete è la prima diretta, quindi allora sono Marcella 11 novembre 61, volevo sapere se mio marito Giuseppe 23 maggio 59 prova sentimenti o no. Bene, adesso mettiamo il pentolino per Marcella a vedere se prova sentimenti.
Beh, Marcella, è molto combattuto, moltissimo combattuto, e purtroppo sta soffrendo, è in una via di stallo, si vede, vedete Pendolino, è più un no tiratissimo, quindi non è un no secco, pulito, è un no in cui questo uomo sta soffrendo tantissimo, vedi? E quindi vedo che il pendolino fa tantissima fatica e quindi direi proprio che purtroppo alla fine vedi, sta soffrendo tantissimo e vedo proprio che è più un no. A questo punto posso dirti Marcella che sta soffrendo moltissimo questo signore prova dei sentimenti ma è più un no, però è molto 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 preso dentro di sé. Andiamo alla prossima domanda. Stefania del Cambio, Stefania 18 4 85, Giuseppe 25 5 82, sente la mia mancanza. Vediamo Stefania. Anche qui vedete, questo è un no sicuro. Vedete, purtroppo questo è un no piuttosto importante, vedete? Quindi Stefania non sente tanto la tua mancanza. Poi Sofia Maggio chiede, ciao, ci sarà un incontro in amore per me? Vediamo subito per Sofia Maggio. L'ideale sarebbe anche mettere meno la data di nascita, però proviamo per Sofia Maggio a vedere se ci sarà un incontro amore per la Sofia Maggio. Direi proprio di sì, un po' timido questo incontro, però ci sarà qualcosina, non è chissà che cosa per il momento e a questo punto vorrei per la Sofia Maggio fare una, una mischiatina di veloci sibille chiacchierine per la Sofia Maggio, vediamo un po' cosa dice. 2 e 3. Sì, Sofia, vedo che qui abbiamo superbia, quindi magari è un attimino, non dico che sei superbia, però vedo il muro dietro il pavone, hai speranza e alla fine sarai premiata. Quindi Sofia molto probabilmente arriverà qualcosina, un po' timidamente, ma vedi, consolante sorpresa, quindi le tue fatiche sono state premiate. Brava, quindi positiva questa domanda. Andiamo alla prossima. Esatto, come dice qualcuno, il legale dovresti mettere la data di nascita perché se no, esatto, sì, e l'hai messa dopo. Comunque sì, con le sibille e le Sara, salutiamo la Sara Angius, che è la nostra carissima amica. Andiamo avanti. Mirella Aurora Panfile, Mirela Aurora, 10 10 59, domani dovrei prendere denaro, sarà così? Ai 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 ai. Abbiamo pochi dati a nostra disposizione, ma vediamo se la Mirela, no, dovrebbe ricevere dei soldi, se li riceverà.
Insomma, chi ti le vuole dare sarà dura, eh? Penso proprio che chi te le vuole dare sarà un pochettino tirchietto, un pochettino stretto di gomiti. Da come fa il pendolino direi che vedo che la situazione non è proprio di chi salta di gioia a darteli. Io non ci crederei tanto che ti arrivino questi soldini, però molto probabilmente magari, però dal pendolino sembra proprio che la cosa si faccia un pochettino, ci sarà un pochettino di salitella prima che li riceverai. Vediamo la Beatrice Mancini, buonasera, Luca 21 10 91 è innamorato di me, 25 7 85, vediamo per Beatrice Mancini, vediamo la Beatrice Mancini che scusate un po', Beatrice Mancini di innamorato di me, vediamo un po', ripeto, Beatrice Mancini, buonasera, Luca 21 10 91 è innamorato di me, 25 7 85, Beatrice Mancini, vediamo un po' se Luca è innamorato di sembra proprio di sì. Sembra proprio che ci sia qualcosina di importante sotto, Beatrice? Sembra proprio che... Sì, 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 sì. Non dico di no, ma sicuramente il cuore gli batte forte quando pensa a te. Sì, sì, da questo qui si vede che è anche bello forte, Devi dargli un'aspirina perché questo qui gli parte il cuore ogni volta che pensa a te. Cardiospirina, mi raccomando. Andiamo avanti. Buonasera Tiziana. Andiamo avanti. Anna De Bortoli, Anna De Bortoli, 03 07 76, mio marito 13 04 66, c'è amore vero nel nostro matrimonio, grazie. Vediamo un po', ripeto, Anna De Bortoli e mio marito 13 4 66 e tu sei del 60, 76, vediamo un po'. Scusate se non parlo quando metto il pendolino, ma è importante concentrarsi e avere una pace mentale. Beh, anche qui Anna vedo che c'è un pochettino di montagne russe, come in ogni coppia, come in ogni... Vediamo che effettivamente il pendolino mi dice che non è il momento di fare questa domanda, Vedete, va sul centro, quindi Anna De Bortoli, mi dispiace, ma vedi, va sul no, però prima ha detto che non era il momento di fare questa domanda, forse perché c'è qualcosa che lo impegna un pochino a livello di pensieri, magari, non so, magari può essere lavoro, può essere anche qualche cos'altro, comunque non è il momento per fare questa domanda. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Anna Falanga saluto, Sera Marietto, Anna Falanga, felice di averti in diretta, poi il Degarda sta parlando. Esatto, scrivetemi pure la data. Ecco, vediamo Claudia Zani che dice buonasera, grazie per questa opportunità, nonostante questa crisi anche dovuta al virus manterrò il mio attuale lavoro. Dovresti almeno Claudia scrivere la data di nascita, comunque lo facciamo, ma la prossima volta scrivete la data di nascita se manterrai il tuo attuale posto di lavoro, che non so qual è.
Ma sembrerebbe che anche se è un po' traballante, anche se è un po' traballante, eh, eh, questa sera mi fate delle domande che anche il pendolino fa una fatica a riuscire a mettere a fuoco bene la cosa, forse perché vedo che anche il pendolino fa una fatica, ci sono tantissime energie in gioco, tantissime scie. Comunque Claudia, farai una fatica a tenertelo a questo posto, però sembra quasi quasi che non te lo perderai, eh? Mm, 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 mm. Ma detta così resterebbe in stallo, questa situazione, resterebbe in stallo e quindi molto probabilmente resterei ferma lì. Cioè, non è un sì né un no. Quindi io sarei più propenso che lo riuscirai a tenere. Poi Anna Franca saluta, bene, legata, vediamo. Alessandro Zillo, Alessandro 8969, riuscirò a vendere appartamento, grazie. Boh, queste sono informazioni molto risicate, non si vede l'appartamento né la planimetria né la zona e quindi il pendolino fa molta fatica. Quindi però magari vorrei fare giustamente lei mi dà un bellissimo consiglio, soprattutto per la domanda prima della Claudia Zani, quando effettivamente, scusa Alessandro, ma vorrei riprendere la Claudia e vorrei fare anche giustamente sotto consiglio della, come si suol dire, della nostra Ilde, un piccolo tre carte per vedere appunto di inquadrare meglio la situazione per la Claudia Zani, per vedere effettivamente se il lavoro riesce a tenerlo, perché penso che sia una domanda molto importante. Vediamo. Sì. E appunto vediamo qui per la Claudia, ripeto un po' per la Claudia Zani, vedete qui c'è un pochettino di freno, però questo blocco è, come si suol dire, vedete, c'è una consolazione e denaro, quindi sì Claudia, il pendolino era indeciso perché c'è questo blocco, però vediamo che con il denaro in finale, se si parla di lavoro, il lavoro mi sa che te lo tiene, quello lì. Speriamo che il pendolino e sia l'esibile siano veramente forti abbastanza di aver inquadrato bene la tua scia energetica. Quindi sì. Scusate, riprendo Alessandro Zillo. Scusa Alessandro, adesso ti riprendo subito e vediamo un po', riuscirai a vendere l'appartamento. Alessandro Zillo 8969, vediamo un po'. Beh, Alessandro, l'appartamento sì, lo venderai e come? Lo venderai, ce la farai, farai un po' di fatica, ma sicuramente vediamo che sì, Alessandro molto probabilmente lo venderai. Andiamo avanti, ci saluta la Beatrice Mancini, Coletta Simonetta ci saluta, la Elena Iacomi ci saluta, vediamo sempre Claudia Zani, scusa, adesso l'hai messa, purtroppo ormai Claudia avevo già visto, comunque lo riuscirà a tenere, anzi abbiamo visto il denaro in fondo. Anna De Bortoli saluta e ringrazia. Poi vediamo Anna Laura Rizzi, ciao, riuscirò a cambiare lavoro 21 11 66, vediamo la nostra Anna Laura Rizzi che ci chiede se riuscirà a cambiare lavoro. Vediamo un po'. Chiaramente queste sono domande che hanno un 60% di, come si suol dire, di realizzazioni, perché chiaramente col pendolino mischiate a tantissime altre scie energetiche hanno una validità al 60%,
però è già meglio che un 50%, perché ci sono tantissimi scecchimi che in pochissimo tempo e dovrei avere più informazioni di persone, però già la data di nascita e il nome aiutano molto. Questo per Anna Laura Rizzi, vediamo un po'. Beh, farei fatica, però guarda che il pendolino no, no, il pendolino Anna Laura, tieni stretto quel lavoro lì, tientelo stretto perché non è tempo di cambiare casacca, tientelo stretto, Anzi, voglio provare anche per l'Anna Laura, visto che quando si parla di lavoro sono sempre sensibile, voglio provare a tre carte veloci delle nostre sibille chiacchierine a vedere per la Laura: domestico, amore, che in questo caso qua riunione. Beh, qui anche se non si parla di sentimenti, direi che c'è il domestico che è un po' un nemico in questa cosa qui, però c'è molto, come si suol dire, amore anche per il lavoro, che però la riunione buon esito e avvertenza. Quindi molto probabilmente in futuro ce la farai, però devi stare attento che c'hai qualche nemico alle spalle, Anna Laura, quindi attenzione, tienti stretto quel lavoro e in futuro sicuramente ce la farai, ma adesso non è il tempo di cambiare casacca. Ti consiglio vivamente di stare ancora sia su Face che su quel lavoro lì, su Face da noi chiaramente, il The Guardian Manetto Veneziano. Bene là, Anna Laura, quindi non cambiarlo adesso, però in futuro sì, in futuro vedo che c'è qualcosa che andrà verso di te in senso positivo. Allora, la Steffi Val è un nome un po' particolare. Maurizio 3174 si separerà da Sonia. Beh, Sonia dovremmo avere almeno il numero, la data di nascita, però per il momento, perché oggi, cari amici, è la prima stesa e quindi anche il vostro marietto è la prima volta che lo fa e quindi devo prenderci un po' le misure, però la prossima volta mi raccomando date il nome e cognome e la data di nascita, perché sennò la situazione diventa un po' non impossibile, ma diciamo impegnativa. Fatemi vedere. E vi ricordo di ringraziare anche la Eldegard che mi dà, come si suol dire, una mano dietro in regia, mi passa tutte le informazioni e anche le dritte. Vediamo un po', mettiamo il pendolino per la Steffi Vale. Vediamo per Maurizio se si separerà da Sonia. Beh, questi qua si separano, sì, mi sa. Adesso così, con queste poche informazioni, senza data di nascita da Sonia, sembrerebbe, però calma, penso che all'inizio ci sia penso che all'inizio ci sia una falsa partenza, però dopo, dopo c'è una retromarcia furiosa, e quindi penso che la situazione sembrerebbe che sia un sì, ma poi dopo il signore qui, vediamo il nome, Maurizio, penso che ci ripensi e tornerà sui suoi passi. Enrica, posso sapere se sono un'anima antica? Monica 3375, vediamo un po' se è un'anima antica. Bene, oggi, stasera scusate, uso solamente questo circuito, ma nelle prossime puntate, nei prossimi incontri che faremo insieme, userò altri, cari amici, altri circuiti per andare più in dettaglio, più in profondità. Vi ripeto che questa sera è solamente una sera, diciamo, didattica, nel senso di studio, per capire un po' le misure con chi si scrive, per far capire anche che devono mettere le date e quant'altro. Quindi per stasera accettiamo solamente sì e no, e
nei casi di lavoro anche le sibille, così che diano una mano a vedere più in dettaglio la situazione. Allora ripeto, se Enrica, cioè Monica, 3375 è un'anima antica. È una bellissima domanda. Beh, a questo punto direi che se non sei antica, sei abbastanza vecchietta, eh? Diciamo che non sei tanto vecchietta, eh? Guardarla meglio. Sei un'anima un po' particolare, sei un'anima birichina, altro che Monica, altro che, guarda qui corro, ma Monica, sei proprio un'anima antica guascona, ti piace prendere, fare gli scherzetti, guarda, guarda, guarda che anima, guarda qui, mi fa impazzire il pendolino. Ma Monica, guarda, questa domanda qui è una domanda impegnativa e magari penso che sia da rifare un'altra volta perché è anche impazzito il pendolino, quindi effettivamente non posso dirti né sì né no perché mi ha fatto impazzire il pendolino. Bisogna anche dire che con così tante domande e tante scie energetiche anche il pendolino dopo un po' fa fatica. Bene, andiamo avanti. Claudia Giusti, saluto la grandissima Claudia Giusti che ormai è una colonna dei nostri gruppi di Facebook e di Telegram. Ok, Claudia Giusti fa la domanda. Claudia 11672 e G, che non so chi è, 12G74 si innamoreranno. Vediamo un po' il pendolino. Cosa dici di Claudia Giusti e di G Yacht 12G74 e lei 11672? Sì, 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 vedo che c'è qualcosina, eh. C'è qualcosina, c'è qualcosina che della Claudia, c'è qualcosina che è piuttosto anche forte la cosa, è piuttosto netta, sicura. C'è qualcosa che sta lavorando dietro le quinte, si vede, sì, 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 si vede proprio la forza, sì. Il pendolino questa volta è bello sicuro, sì. Sì, penso che ci sarà in futuro, non so quando, in questo momento perché ho solo questo circuito, però vedo che ci sarà effettivamente, Claudia, qualcosa di importante. Andiamo avanti, Alessandra Moss, ciao, la grandissima Alessandra Moss, che è poi la nostra Milas, una colonna ormai che ha sempre fatto coppia con il Marietto Veneziano e la nostra Hildegarda. Poi andiamo avanti, Teresa Giaquinto, buonasera, vorrei sapere anche io se sono un'anima antica o particolare. Grazie Teresa, 28266. Vediamo un po' la Teresa se è un'anima antica anche lei. Mi sa che con le anime antiche il pendolino ha difficoltà perché, vediamo un po'. Ah, Teresa, mi sa che sei...
Teresa, direi che sei un'anima antica, sì, cara. Sì, cara Teresa, sì. Sei un'anima antica, ma non sei giovanissima, quindi sei sicuramente sulla via della pensione come anima antica, scherzo. Bene, cari amici, sono le 9, il vostro Marietto ha fatto questo tester stasera, vi ringrazio della vostra partecipazione. Ogni mercoledì più o meno cercherò di essere qui, però vi ricordo che scusate, c'è il The Guard al martedì sera, no? Che fa le sibille e radionica, e poi al venerdì sera alle 20:30. Io farò solamente praticamente il pendolino e qualche stesa di sibilla quando si parla di lavoro, perché sono cose un po' particolari, no? Mi dispiace per le altre persone che sono arrivate un po' in ritardo e hanno fatto delle domande, però purtroppo sono già le 9, abbiamo già bucato. Vi ringrazio di essere stati qui, vi chiedo di, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hilde Garde Marietto Veneziano su YouTube. Ringrazio ancora la Hilde che mi ha fatto da, come si suol dire, da tecnico perché era lei che mi passava le domande, le vostre domande, e vi chiedo anche se possiamo ritrovarci nel canale della Hilde venerdì sera alle 20:30 per le sue sibille. Grazie cari amici e alla prossima, e iscrivetevi al canale di Hilde Garde Marietto Veneziano e anche ai nostri gruppi di Facebook e di Telegram. Telegram è gratuito, potete venire tutti alle 20:30. Grazie cari amici e alla prossima, adesso chiudo. Un saluto dal vostro Marietto Veneziano.